Grazie della linea Elena, un saluto ai telespettatori di Camper dalla redazione di Treviso, io sono Lucia Gottardello. Stiamo preparando il numero di domenica 28 novembre e questi sono alcuni degli argomenti che abbiamo messo in programma a partire dalla redazione che abbiamo fatto la scorsa settimana. Innanzitutto parleremo dei giovani e della pastorale giovanile e della preparazione alla prossima giornata mondiale della gioventù che si terrà a Madrid nell'agosto del 2011. C'è tutto un cammino di avvicinamento per i nostri giovani, anche fatto di incontri con il vescovo, di preghiera con il vescovo, e di questo parleremo in una pagina speciale che è un appuntamento un po' fisso con i nostri lettori, con i nostri giovani lettori. Non solo questo, poi come primo piano abbiamo le adozioni internazionali. Stiamo cercando di fare un'inchiesta per capire se anche nel nostro territorio valgono i dati che sono stati forniti ultimamente dal governo italiano. C'è una diminuzione di richiesta di adozione, questo può essere dovuto alla crisi economica, ma anche al fatto che probabilmente ci sono meno famiglie, essendoci meno famiglie che si sposano, c'è anche meno richiesta. Andremo a fare un'analisi con le associazioni che si trovano nel nostro territorio. Finanziaria, di questo si parla a livello nazionale, ma si parla anche a livello locale, soprattutto per i tagli ai contributi che sono previsti per le scuole, delle scuole paritarie. Anche qui avremo l'intervista con l'AGESC, l'Associazione dei Genitori delle Scuole Cattoliche, e anche con altri interventi. Sempre per la finanziaria in economia, il problema dei comuni e i fondi che non arrivano sia dal governo centrale che dalla regione, e qui è collegato a questo c'è un nuovo aspetto, i piccoli comuni che si mettono insieme. E infatti nella pagina che aprirà quelle locali, paesi e città, vedremo Cimadolmo, Ormelle, San Polo di Piave che stanno tentando appunto di mettersi insieme per proporre ai propri cittadini dei servizi qualitativi maggiori, spendendo meno soldi. Per il momento è tutto, l'appuntamento alla prossima settimana con Camper.